e sapendo che questo atto è un atto fondamentale, noi potremmo, cioè questa è la mia tesi, è la tesi un po' condivisa, potremmo prendere atto dell'atto aziendale che ci viene presentato, però con delle raccomandazioni. Queste raccomandazioni in parte sono rivolte all'ASL, in parte sono rivolte alla Regione. Fisiatria è una specialità che a Nuoro affonda le sue radici negli anni 60. A Nuoro è stata fondata una scuola di fisiatria e di riabilitazione che non c'era nelle altre parti della Sardegna. E allora, siccome abbiamo preso in parola l'assessore Doria la scorsa lunedì, il quale ha detto noi ci baseremo sulla storicità di un servizio per stabilire se deve essere struttura complessa o semplice, noi vogliamo che sia riconosciuta una struttura complessa e non una struttura semplice. C'è scritto nella delibera: ripassaci l'atto aziendale senza sentire la conferenza dei sindaci. No, questo non lo dovevano dire, è offensivo. Il direttore generale dell'AS numero 3, Paolo Cannas, questa mattina nel corso di una conferenza sociosanitaria a Fiume, tenutasi nell'aula consigliare della provincia, si è confrontato con i sindaci del territorio. Sul piatto della bilancia l'approvazione da parte dei primi cittadini dell'atto aziendale sanitario, ovvero lo strumento, come ha precisato il direttore generale, che consentirà finalmente all'amministrazione sanitaria barbaricina di poter riorganizzare l'assetto medico e ospedaliero del territorio, che comprende il Nuorese e il Mandrolisai, senza dover aspettare che le decisioni vengano da Cagliari. Su questo punto c'è stato il muro contro muro. I sindaci contestano il fatto che la Regione Sardegna non ha tenuto conto dell'osservazione più importante, ovvero il non declassamento delle strutture complesse di riabilitazione, dermatologia e psicologia.